Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Teleuropa Network. Ci siamo anche oggi con Replay, 2 novembre 2020. Purtroppo è stato un fine settimana che non è andato bene per le formazioni calabresi. Ha perso il Crotone in casa per 2-1 contro l'Atalanta, ha perso il Cosenza, ha perso la Reggina ieri pomeriggio contro la Spal per 1-0, ha perso il Catanzaro per 5-1 a Terni contro la Ternana. È stata invece rinviata la partita tra appunto la Vibonese e il Palermo, mi pare, per Covid. Erano 6 giocatori positivi della Vibonese, quindi c'è stato questo rinvio. Buon pomeriggio Stella Battaglia. Buon pomeriggio a te Franco, buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti all'immancabile appuntamento di Replay in onda ogni lunedì su Teleuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Si alza il sipario per un'altra puntata sempre ricca di informazioni calcistiche e argomenti tecnici sportivi grazie al nostro coordinatore della trasmissione e ai nostri ospiti in studio che andiamo subito a presentare. Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, grazie, benvenuto. buonasera. Buonasera a te, Marcello Romanelli, giornalista quotidiano del Sud. Grazie a tutti e due per aver accettato il nostro invito in studio. Grazie a voi, buona serata a tutti quanti. Allora, grazie, dicevamo di questo benedetto maledetto Covid, era la partita da Catania rinviata dalla Vibonese, non a Palermo. Ok, allora Stella, io direi di andare a vedere, siccome i nostri amici ci hanno inserito anche praticamente i risultati della classifica della Serie A. Vogliamo partire subito con i risultati della Serie A, eccoli quali, vediamo subito con la relativa classifica generale, proprio perché la regia insomma, sempre pronta e eccellente. E ringraziamo Luca Chitto, Enzo Leonetti e Massimo Fino che dirige le camere. Puoi andare, okay. Stella. Crotone Atalanta 1-2, Inter Parma 2-2, Bologna Cagliari 3-2, Udinese Milano 1-2, Spezia Juventus 1-4, Torino Lazio 3-4, Napoli Sassuolo 0-2, Roma Fiorentina 2-0, Sampdoria Genoa 1-1, Verona Benevento. E il posticipo. Come diceva Franco, molte partite non si giocano per via del Covid, per questione di positività all'interno degli staff o addirittura dei calciatori. Ok, allora abbiamo visto i risultati della Serie A. Io direi di andare a fare un giro con Alessandro Russo. E questa sconfitta del Cosenza è stata la prima di questo campionato. Cosenza che ha 5 punti in classifica, poi vedremo i risultati che sono avuti sui vari terreni di gioco con la relativa classifica generale. 2-0 a Verona contro il Chievo. Cosa vogliamo dire, Alessandro? Un primo giro e poi sentiamo Marcello Romanelli. Grazie, vai. Il Cosenza? Sì, sì. Ma il Cosenza secondo me sta facendo il possibile, nel senso che è partito bene per il potenziale della squadra, ha messo a segno dei pareggi, alcuni rocamboleschi, un po' anche fortunosi, nel senso che è stato molto bravo il portiere ad evitare almeno una sconfitta, sicuramente a Reggio Calabria porta la griffe del portiere in prestito dalla Sampdoria di Falcone. Sì. Per quanto riguarda il resto, il Cosenza sta mantenendo fede alla forza della squadra, una squadra costruita in via sperimentale dal direttore sportivo Trinchera, con un budget riconoscibile per le possibilità del club o per la decisione del club, e naviga nella zona della classifica dove si lotta per tenersi a galla e evitare di essere risucchiati in basso. È un Cosenza che comunque, per quanto mi riguarda, è una squadra sperimentale che dovrà ancora dimostrare e far vedere le qualità dei singoli. Ci fidiamo ciecamente del lavoro di Stefano Trinchera, che è una persona competente e preparata, che lavora sul campo 24 ore su 24 nel mercato e soprattutto fa uno autoscouting. Il Cosenza non ha una struttura scouting, ma pesca spesso all'estero. Evidentemente il direttore sportivo del Cosenza supplisce alla mancanza di una rete scouting guardando decine e decine di partite in televisione e cercando di scovare degli calciatori che possono essere utili alla bisogna. Lo scorso anno ha centrato l'acquisto di Rivière, ora speriamo che quest'anno Petre e gli altri giocatori arrivati dall'estero siano pari alle aspettative. È un Cosenza che dovrà ancora irrobustirsi nel corso delle prossime partite e cercare di trovare una vittoria per mettere a posto una classifica, perché poi noi abbiamo avuto allenatori importanti che hanno fatto scuola sulla gestione dei pari
quando è necessario ci dà la salvezza. Chiaramente però in un campionato dove ci sono i 3 punti, i pareggi sono importanti, ma talvolta forse è meglio vincere una partita e perderne 2, lo dice la matematica stessa. Aspettiamo il Cosenza, si vede già ad occhio nudo che il Cosenza sarà una squadra che dovrà essere costruita a step, perché si vede qualche deficit già nelle zone del campo, sia in difesa. A centrocampo forse la squadra ha le migliori note, e poi davanti speriamo che i giocatori mantengano fede alle promesse dello scouting di Trinchera. Grazie Alessandro per questo tuo primo intervento. Allora Marcello Romanella, hai sentito quello che ha detto Alessandro? Cosenza c'ha 5 punti, uno in meno e uno in più della scorsa stagione. Come l'hai vista tu la partita di Verona contro il Chievo? La partita di Verona contro il Chievo l'ho vista abbastanza bene, come le altre partite del resto, Franco. Il Cosenza quest'anno è partito subito bene, secondo me, a livello di attenzione, a livello di concentrazione, di qualità, di corsa e di gamba. Loro vedo una squadra molto ben equilibrata in tutte le parti del campo, soprattutto Occhiuzzi sta facendo già un buon lavoro, che naturalmente è la continuità del lavoro svolto lo scorso anno con questa salvezza favolosa. Mi piace molto il centrocampo del Cosenza vai, è arrivato. Puoi andare che forse abbiamo una telefonata. Stavo dicendo appunto il fatto dell'attenzione, della qualità è normale, c'è la carenza di gol, ma la carenza di gol arriveranno, abbiamo giocato contro signore squadre, la Cittadella, il Lecce, la Spalla, insomma sono squadre molto forti, quindi, però l'attenzione e la qualità del centrocampo sono un bel viatico, insomma. Ok, allora vediamo se abbiamo la prima telefonata, dovremmo avere mister Bortolomutti. Buon pomeriggio Lino, ci sei? Sì, buon pomeriggio a voi. Grazie per aver accettato l'invito mister, che noi ti seguiamo spesso su Rai Sport, ci stai rubando tra virgolette professione e mestiere. Come ti trovi? È vero, mi trovo meglio sul campo, ti devo dire, mi trovavo almeno. Però è una bella esperienza, e si parla di calcio, dai. È vero, sì. Allora Empoli, Chievo e Frosinone in cima alla classifica con 13 punti e poi a seguire la Salernitana che ha avuto 3 punti a tavolino. Come giudichiamo quest'ultima, diciamo, questa sesta giornata di campionato? Ma ci sono state delle belle conferme, delle rinascite, nel senso che il Monza è andato a vincere la prima partita, una squadra che sicuramente farà da protagonista, la prima vittoria esterna della SPAL. Ci sono stati dei segnali, diciamo, di un certo tipo, sì, con grande equilibrio. Io vedo che c'è molto equilibrio, perché lo stesso Venezia che batte l'Empoli, il Cittadella che doveva essere, diciamo, la partita non dico della Svoga, che Cittadella siamo abituati a vederlo sempre in queste vesti, ha dovuto cedere il passo al Monza. Poi c'è il Chievo è una signora squadra molto attrezzata, insomma, e poi magari è venuto un po' a mancare in questo momento il Pordenone, che però ha dato già un segnale di rinascita ad Ascoli. Ancora una classifica, diciamo, che deve un pochino plasmarsi, ecco, in virtù anche delle tante assenze che ci sono. È una situazione un po' così, molto variabile, io penso. Anche perché ci sono delle partite che poi ancora si devono giocare, una classifica ballerina. Vogliamo inquadrare il Cosenza di mister Occhiuzzi, Lino? No, una squadra che si è impattata bene nel campionato, solida, e una serie di imbattibilità che gli ha permesso di trovare i suoi equilibri. È chiaro, è una squadra che dovrà fare sempre un cammino di crescita, come lo ha fatto a fine stagione, e penso che sia questo un po' anche l'obiettivo. È una squadra sicuramente esperta, che dovrebbe, diciamo così, gestire al meglio, diciamo, certe situazioni, insomma, visto anche un po' l'organico.
Senti, ti chiedo della regina prima di passare la parola agli ospiti, che sono Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, il nostro Alessandro. Ciao Alessandro. E poi c'è Marcello Romanelli. Due parole sulla regina me le dici? Ieri è stata sconfitta in casa, io ho visto la partita dalla SPAL, Menez che praticamente se l'è presa con un guardalini, è stato espulso, regina che ha giocato per gran parte della gara con un uomo in meno, no. insomma, poi è arrivato quel gol di Castro molto bello, si è involato sulla sinistra di Francesco quel cross e poi Castro ha colpito benissimo. Beh, guarda, è una regina che da neopromossa penso che abbia veramente, si sia calata in maniera decisa nel campionato. Sì. Una squadra esperta, su una intelaiatura già collaudata, ha fatto degli innesti molto interessanti. Peccato per la sciocchezza di Menez, che è un giocatore della sua esperienza, non si deve permettere in un momento dove c'era bisogno di lui, però ecco una regina bene, diciamo, gestita anche da Toscano nei suoi, diciamo così, nella sua crescita dall'anno scorso, il campionato vinto, quest'anno diciamo neopromossa, però si è già affacciata. Io penso che con qualche rimpianto, perché 2 rigori sbagliati, una partita buttata via a Chiavari che era in vantaggio 1-0 con una superiorità numerica incredibile. Cioè, io penso che la regina abbia un pochino da recriminare su se stessa più che sugli altri per certi errori, diciamo i 2 rigori sbagliati e la partita di Chiavari che poteva essere veramente gestita meglio. Per cui sicuramente serve per crescere, sono situazioni di esperienza che veramente fanno parte del percorso, insomma, per cui molto bene, devo dire, bene tutte e due, sia Cosenza e Regina, penso che possano fare veramente un buon campionato. Sentiamo Alessandro Russo per Mister Mutti. Vai Alessandro, daccela in diretta. Importante quello che conta, perché vedere Mister Mutti mi ricorda il Cosenza in lotta per la Serie A, una cosa che abbiamo dimenticato purtroppo e che speriamo di poter vedere di nuovo, e soprattutto di poter rivedere un uomo di calcio come Mister Mutti allenare, perché è stato un Cosenza forte, duro, spettacolare, ad un passo dalla Serie A, e quindi lo ricordiamo sempre. Roberto D'Aversa, mister, ha rifiutato un'offerta, l'ex allenatore del Parma, un'offerta dall'Egitto, dai Pyramids, questa squadra del campionato egiziano. C'è stato come dire, un pourparlers per un triennale faraonico, e D'Aversa non ha inteso accettare, anche perché ci sono le sirene di alcuni club di Serie A che lo vorrebbero, e c'è pure anche un altro club di Serie B che è un po' così, barcolla sui numeri, almeno barcollava fino all'ultima partita, e quindi D'Aversa aspetta. Mister, la domanda che le facevo è questa: a mio avviso, seguendo il mercato per la Gazzetta anche della Serie B, le squadre che ovviamente hanno investito tanto per essere protagoniste sono la SPAL sicuramente, l'Empoli, poi il Lecce, abbiamo il Frosinone, le solite. Secondo lei ci può essere un outsider? Poi il Cosenza lo ha inquadrato abbastanza bene, per me è una squadra sperimentale dove si vede il manico del direttore sportivo Trinchera e ovviamente il lavoro di Roberto Chiuzzi, che è un allenatore, oltre che essere molto legato al Cosenza, una persona che sta attento a tutti i dettagli. Quindi il Cosenza come lo vede, e le favorite? Ma guarda, già detto il Cosenza, che è la squadra che sicuramente sulle basi dell'anno scorso ha intrapreso, diciamo, un percorso di sicurezza, di compattezza, una squadra molto solida, fisica, nello stesso tempo dovrà migliorare sicuramente nella fase offensiva, perché poi alla fine conta anche vincere, per cui però bene, ecco, una squadra che dà sicurezza e che dovrebbe avere un percorso, diciamo, affidabile. Poi le favorite, guarda, le favorite in questo momento sono tante. Sono tante in virtù, come hai detto, di certe situazioni che si sono, diciamo, amplificate. Prendi il Monza, che è una squadra di grandi ambizioni, veramente ventilate, non diciamo così sussurrate. Poi le 3 neo retrocesse, che effettivamente hanno un pochino, come dire, creato delle situazioni di disagio, non sono partite col piede giusto, hanno avuto dei problemi, per cui potrebbero essere ancora loro, diciamo, alla lunga protagoniste.
Poi la delusione dell'anno scorso, il Frosinone, è lo stesso Chievo, che è sempre una squadra ben attrezzata. Comunque guarda, è un panorama abbastanza variegato ancora. Io aspetterei, diciamo, le fatidiche 10 partite per inquadrare bene una classifica, e visto anche il momento Covid, visto che poi c'era anche il mercato che ha dato anche, diciamo, qualche problema, oppure li ha risolti, far sì che questo campionato trovi, diciamo, un numero di partite dove certe situazioni sono effettivamente magari non casuali, ma frutto poi di un continuo lavoro. Però ecco, vedo un campionato molto equilibrato, con una delusione grande che è il Pescara, che non capisco come mai una squadra di questo tipo sia in una situazione del genere. Io penso che sia inconcepibile. Adesso deve giocare anche ora stasera, però è chiaro che trovarti in una situazione del genere deve far riflettere. Però guarda, è un campionato molto più equilibrato sicuramente dell'anno scorso, dove c'era un Benevento che aveva preso il sopravvento su tutti, e anche uno stesso Crotone che effettivamente aveva fatto intravedere, diciamo, già cose importanti, poi alla lunga si è visto. Per cui penso un campionato molto più bello rispetto all'anno scorso. Sentiamo Marcello Romarelli, poi liberiamo mister Bortolomuti. Vai Marcello. Mister, buonasera. Oggi è il compleanno anche del suo presidente, il presidente Pagliuso, naturalmente. Sì? Sì. Facciamo gli auguri al presidente Pagliuso oggi. Allora lo devo chiamare dopo, poi lo devo chiamare. Assolutamente. E poi una domanda. Sono passati tanti anni, ma la differenza della sua Serie B e di questa Serie B a livello tecnico, c'è una grande differenza, e soprattutto l'equilibrio. Prima nel campionato di Mutti questo equilibrio magari non c'era, quest'anno e l'anno scorso l'equilibrio regna sovrano, giusto? Sì, ma guarda, io penso che negli anni passati si investiva di più nelle squadre, sì. C'erano presidenti, diciamo, dove effettivamente avevano, diciamo, quella passionalità e quel senso di, diciamo così, di fare. Ora c'è molta attenzione, c'è una gestione molto più diciamo lineare, più soft, magari anche giustamente visto il momento. Nello stesso tempo si va più a investire su giovani, primavera, su prestiti, su situazioni, diciamo, futuribili, non immediate, per cui certe squadre, prendiamo il Cittadella, prendiamo tante altre che lavorano benissimo senza fare grandi investimenti, però alla fine quando devono fare il salto di qualità non ci riescono. Però la Serie B adesso ha preso questa fisionomia, diciamo, dove prima ragazzi delle primavere, prima di arrivare in Serie B, dovevano fare 3 campionati di Serie C. Esatto. Invece adesso un ragazzo medio, diciamo, di un certo livello, la Serie B gli è dovuta. E questo un pochino, se guardi un pochino certe situazioni, oppure ragazzi diciamo, che effettivamente di prospettiva, però senza un bagaglio di esperienza importante. Prima la Serie B era più vicina alla Serie A in certi momenti. Difatti dimostra che le tre promosse dalla Serie B alla Serie A sistematicamente retrocedono alla fine, quasi tutte. Un'altra domanda, giusto, facciamo veloce, giusto per curiosità. I cambi sono più cambi, naturalmente ci possono fare più cambi. Ha notato Chiuzzi come sta portando tutta la rosa a girare, soprattutto il minutaggio che sta facendo fare a tutti i giocatori? È importante pure questo, giusto? È importante, è fondamentale da parte del Cosenza, ma da parte di tutti, perché avendo anche la possibilità di fare più cambi hai la possibilità anche di gestire meglio certe situazioni di partita, di coinvolgere di più il gruppo responsabilizzandolo, e avendo sicuramente da parte di tutti i giocatori più motivazione, perché si sentono più partecipi alla partita, e questo è fondamentale, è una buona soluzione. Dopo è chiaro, chi ha rose di un certo prestigio, di un certo peso, ha dei vantaggi perché ha in panchina magari giocatori più importanti, allora, però anche le rose, diciamo, di un certo tipo, certe situazioni possono anche essere gestite bene in virtù anche magari di certi infortuni, certi cali di forma. No, bene, io sono d'accordissimo su questa situazione che è stata introdotta in virtù proprio anche dei problemi
bene, penso che sia stata fatta una scelta esatta, è corretta. Grazie. Grazie a Mister Mutti per aver partecipato alla nostra replay. Buon lavoro, Un Mister. saluto a voi. Grazie per la disponibilità. Stella Battaglia, allora mi dicono che abbiamo un mare abbiamo una marea di vuoi messaggi. ricordare intanto il numero? Sì, ricordiamo di interagire con noi attraverso il nostro numero WhatsApp 345 921 12 21. Leggiamo qualche messaggio perché ne sono arrivati davvero tantissimi nel frattempo che avevamo l'ospite telefonico. Allora, non capisco questo continuo cambiamento di formazione da parte di Occhiuzzi e poi manca come ogni anno un attaccante centrale che possa fare la differenza, tranne lo scorso anno che abbiamo avuto Rivière. Mi dispiace che abbiamo perso, un altro telespettatore scrive, mi dispiace che abbiamo perso con il Chievo, ma la prossima partita dobbiamo togliere gli artigli, Forza Cosenza Calcio, Occhiuzzi deve fare 2 formazioni, uno titolare e la seconda di riserva, quelli che metterai in una formazione di riserva Idda e Corsi, Forza Cosenza. È evidente a tutti che manca un leader in squadra che nei momenti di difficoltà si carichi tutta la squadra sulle spalle. E come giustamente dice Russo, Alessandro Russo, quindi il nostro ospite in studio, una squadra senza un adeguato reparto difensivo come potrebbe competere in un campionato di Serie B così competitivo? Ancora un altro telespettatore, sono un giocatore al momento fuori forma, Showdone, la classe non gli manca ma al momento non può reggere questi ritmi. Signor Segreto, perché non mandi le dichiarazioni di Aglietti che parla su un Cosenza fortissimo? Questa è una domanda per te. Volentieri, non dipende da me assolutamente. Okay. Aglietti io le ho lette le dichiarazioni, così come ho sentito anche quelle di Occhiuzzi, ma dovremmo praticamente andarle a pescare dal sito del Chievo Verona. Continuiamo con... Chiedo a Russo se non far giocare Petrucci è normale, tanti saluti a Russo e a Marcello Romanelli, che saluta zio Elio Principato che ci segue sempre, cari saluti ad Elio Principato, se condividono perché non è stato impiegato Petrucci. Ne ho un altro io di Massimo Dione Salvi, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre, si è persa a Verona, peccato, troppi errori in fase di disimpegno che in area avversaria questo Cosenza, a parer mio, con un Dermaco tipo Dermaco in difesa ed un Riviero tipo Riviero in attacco, leggerebbe nelle zone alte della classifica, mi auguro che a gennaio nella campagna di riparazione si ingaggino 2 elementi di spessore. Quello che ha detto. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, tanti messaggi. Vediamo se recuperiamo Aglietti, così facciamo ascoltare Aglietti. Intanto continuate a seguirci, andiamo qualche secondo in pubblicità. Seconda parte di replay, vediamo se riusciamo a recuperare Aglietti. Nel frattempo se c'è qualche altra... Sì, come no, ce ne sono tante, perciò cominciamo a rispondere. Vai. Sai che mi diverte fare feedback con te in diretta. Come no, è vicendevole il discorso. Allora, vai, puoi andare alle C'è domande. un attimo di Vai con le stand-by. risposte, vai. Ok, no, io praticamente leggo ancora altri messaggi. Buon pomeriggio, condivido l'analisi di Alessandro Russo, ma sono fiduciosa che il signor Trinchera troverà il bomber che risolverà il deficit in avanti. Abbiamo una bella squadra, giochiamo bene, mancano solo i gol. Non ritorniamo a fare come gli altri. Non è poco però, che mancano i gol. Nel gioco del calcio non è poco, Scusate la battuta, Non ritorniamo a fare come gli altri anni, si perde una partita e si comincia a criticare questo o quello, o quando si vince il Cosenza diventa di colpo uno squadrone. Queste cose nuocciono ai calciatori e a tutto l'ambiente. Ho l'impressione che molti non hanno visto la partita, siamo comunque forti. Abbiamo 3 attaccanti centrali mediocri, quello che necessita è una punta centrale rapida, forte tecnicamente e che abbia senso della posizione e intesa con gli altri compagni di reparto. La mancanza di Rivière è evidente, Occhiuzzi deve farlo presente e alzare la voce, altrimenti non si va da nessuna parte. E questo è l'assunto. Sentiamo Alessandro Russo e poi Marcello Romano e dei tifosi, naturalmente. Noi raccogliamo tutte le voci. C'è da dire dei una tifosi. cosa per quanto riguarda la punta centrale. Intanto il Cosenza ha preso in prestito un buon centravanti che è questo Borrelli del Pescara, che è un under 20 che bisogna vedere. Poi io ripeto ancora una volta, il Cosenza ha preso dei giocatori dall'estero, no? Come Petre, come Ciacò, dovranno questi giocatori dimostrare di avere la validità che hanno individuato il direttore Trinchera e il tecnico Roberto Chiuzzi, che hanno lavorato per settimane a vedere i video su Y-Scout o gli altri video per cercare un attaccante importante all'estero, perché il Cosenza
non avendo la forza di competere per i bomber di prima fila in Italia, deve industriarsi per cercare all'estero le punte, no? E quindi fino adesso ci è andata bene. Lo scorso anno abbiamo beccato Riviere, che è un campione per la B, non a caso è andato in Serie A, ma aveva una tradizione importante, Newcastle, Sì. Monaco, Sasuna, tante cose. Adesso il problema del gol sta alla capacità del tecnico, che è molto bravo e sto attento a tutti i dettagli, di creare le condizioni per. Poi ci vuole pure un pizzico di buona sorte, che i giocatori si sblocchino, quindi non è che dobbiamo essere pessimisti, però bisogna essere realisti, no? Il Cosenza è già dalla parte destra della graduatoria, con le squadre sotto che hanno molte hanno una partita in meno, una ce n'ha, se non sbaglio, anche 2. Quindi bisogna essere realisti, bisogna preparare l'ambiente alla lotta asperrima per il mantenimento della categoria, che è un obiettivo importante per il Cosenza, no? Quindi bisogna stare concentrati, fare poche parole, cercare di capire che quest'anno, a differenza dello scorso anno, il campionato è 2 volte più competitivo e più livellato, l'ha detto anche Bortolomuti, che è un tecnico che la B la conosce a menadito. Dunque bisogna stare molto concentrati e cercare anche di tenere presente che un avversario dopo l'altro è uno più forte di un altro. Superato il Chievo arriva il Brescia, e il Brescia è una squadra retrocessa da là, che ha un organico che è da far tremare i polsi. Il Cosenza però ha dalla sua il fatto di essere una squadra, cioè di avere un'anima, che è quello che dicono gli addetti ai lavori. Mi è capitato di parlare con un addetto ai lavori, un agente che lavora per un gruppo importante, che ha giocatori importanti, tra i quali Rovella, per esempio, quel talento che il DS Trinchera ha provato a portare a Cosenza senza alcun esito. L'ho visto ieri sera io, nel derby, ha giocato, è un giocatore di altissimo livello. Il problema fondamentale è quello di puntare a questa salvezza, ma di tenere presente sempre che non si può ogni anno dopo anno, e così la dico tutta senza tenermela fino in fondo, andare subito sempre a tentoni. Bisogna creare delle prospettive di crescita a lunga gittata, e per fare questo serve, come si è fatto per lo staff tecnico, contratti pluriennali. C'è un'anomalia abbastanza pesante, il fatto che il direttore sportivo Trinchera è a scadenza. Non mi sembra che meriti di stare in bilico un direttore che ha portato il Cosenza in Serie B, lo ha salvato il primo anno, lo ha salvato in maniera miracolosa il terzo anno, e meriterebbe di avere una prospettiva. La stessa cosa come il solito discorso, io lo dico sempre come quei vecchietti rimbambiti di un film comico. Sono io il vecchietto rimbambito, dico sempre la stessa cosa: il centro sportivo, i cambi di allenamento, una rete scouting, una prospettiva straordinaria dal punto di vista della costruzione step by step, e non si può andare ogni anno e rifare la squadra. Cioè, è troppo anomalo che il Cosenza prende Dermacu e lo perde a scadenza, è troppo anomalo che il Cosenza prende Riviere e lo perde a scadenza. Non si costruisce mai. È inutile che si pensa al Cittadella come punto di riferimento. Il Cittadella non smonta la squadra ogni anno, il Cittadella la costruisce pezzo dopo pezzo e poi rimane sempre lì in lotta per la Serie A. Questo secondo me è la prospettiva. Poi ringraziando il club per la lungimiranza che ci sta tenendo in B con merito. Quindi ringraziamo il club per la lungimiranza, ma dice poi giustamente il collega... Scusami che finisco il concetto, Gigi può aspettare un attimino, diceva Alessandro Russo, volevo fare un po' l'assunto, cercare praticamente un progetto, se ho capito bene, a lunga scadenza. A te la parola, Gigi Simoni. Ci sei, grande portiere, ci sei? Ciao. Eccoci qua. Un saluto a tutti, un abbraccio a tutti. Grazie, abbiamo sentito prima Bortolomuti, con lui abbiamo fatto una fotografia di questa giornata di campionato con particolari riferimenti a Cosenza e Reggina. Che impressione hai ricavato tu del Cosenza di questa, diciamo, prima parte di campionato? Allora, ti dico che io domenica, cioè sabato, non sono riuscito a vederla. È grave, per uno come te è grave. No, ho avuto delle difficoltà familiari e non ho potuto vederlo, ma l'ho vista fino alla domenica, al sabato prima. L'ho vista a Ferrara, l'ho vista in televisione con il derby con la Reggina, e a me ha fatto una buona impressione, un'ottima impressione. Stavo ascoltando adesso la disamina del giornalista che non ho sentito il nome, ma Alessandro Russo, te lo ricordi Alessandro Russo? Sì, della Gazzetta sì, ma non avevo capito chi era, cioè non avevo sentito il nome, non avevo sentito. E mi trovo d'accordo dicendo che la squadra ha un'anima, ha personalità, ha voglia di lottare su ogni pallone, e
e può rendere la vita difficile a tutti. E io ti dico la verità, poi ho visto gli highlights, ho visto del Chievo, e non mi è sembrata così una cattiva partita da come ho sentito poi sui social, ho letto da qualche parte. Sì. Il Cosenza non ha fatto una bruttissima partita, come, a dispetto di quello che dicono. C'è stato qualche errore individuale e anche di squadra, sì. Però ti dico la verità, io ho letto anche i voti e il migliore in campo del Chievo è stato il portiere, ha fatto un paio di parate determinanti. È vero, su Buttante e su Balui, due belle parate, certo. È vero. Perciò, sai, a volte sono anche gli episodi che determinano i risultati. Magari abbiamo avuto un pizzico di fortuna altre volte, quando Falcone ha parato un paio di rigori e ha fatto anche buoni interventi. Questa volta è mancata, l'episodio è stato contrario, però io non la vedo così male come ho letto sui social e da qualche parte. Insomma, io credo che Occhiuzzi stia facendo un grande lavoro. Stai riportando un po' il discorso dei social, sai, poi insomma con l'adrenalina in corpo ho letto pure io di tutto e di più. Guarda, qui c'è Marcello Romanelli del Quotidiano del Sud e poi Alessandro Russo che ti vogliono naturalmente fare delle domande. Vai Marcello. Certo. Buonasera Gigi, a proposito di portieri, naturalmente io chiedo un tuo parere tecnico sul nostro portiere che si è presentato, Falcone si è presentato a Cosenza con un grande biglietto da visita, non solo nel paio di rigori ma anche nella personalità che ha fra i pali, giusto? Ma io l'avevo visto nel passato, aveva sempre fatto discrete cose, però qui quest'anno ha cominciato la grandissima, tecnicamente non è il mio portiere ideale, nel senso che questo non vuol dire che non sia bravo o che non sia forte, al contrario, ha delle caratteristiche diverse dalle mie, perciò non è tra i miei preferiti, ma sicuramente è molto pratico e molto efficace, perciò alla fine conta questo e ripeto, al di là dei due rigori ha fatto delle parate importanti che solo chi come me del mestiere può capire, può valutare, perciò il ragazzo si è presentato benissimo, Io avevo anche a Ferrara, tra me messo in discussione il cambio che aveva fatto Occhiuzzi, perché Saracco aveva fatto bene la prima di campionato, evidentemente avevano puntato su Falcone e Falcone ha risposto alla grandissima risposta. Benissimo, sentiamo Alessandro Russo e poi liberiamo il nostro caro amico Gigi Simoni da Ferrara. Da Comacchio. Da Comacchio, scusami. Le anguille, vi ricordano le famose anguille? Sì. Senti Gigi, quando si vedono le immagini che ti riguardano, no? Per esempio adesso c'è una foto in sovraimpressione bellissima con una maglia verde con i risvolti rosso-blu. Per chi ama questa squadra è come prendere uno spillo e infilzarlo nel cuore, nel senso che tu sei il portiere a cui tutta una generazione, più di una generazione è legato, perché oltre ad essere un grande portiere e aver inaugurato la fase moderna del calcio a Cosenza, quello nel quale c'erano presidenti innamorati, un pubblico esplosivo, una generazione di giornalisti che Franco inaugurava con merito, che raccontava il Cosenza in Serie B. Insomma, ricordiamo Gigi Simoni come un grandissimo portiere, ma soprattutto come un appassionato dei lupi, e quella roba che, come si può dire, molto sfumata, che pochi atleti hanno, quelli di legarsi simbolicamente a un ambiente per sempre, e questo rende merito a Gigi Simoni, che è il portiere dei lupi per sempre. Detto questo, Gigi, il Cosenza, hai detto bene, è una squadra che ha un'anima, ma tu che sei una persona onesta e tifi Cosenza, questa squadra obiettivamente dimostra di avere anche dei limiti in alcune zone del campo. È normale, è stata costruita in fretta e furia, ultimata alla fine, perciò gli va dato del tempo, gli va dato, perché dopo la clamorosa salvezza c'è stato poco tempo per poter operare oculatamente e si è provveduto a fare il massimo in poco tempo. Questo però c'è da dire che la stagione sarà così per tutti, perché purtroppo Covid-19 è l'avversario più grande da battere, anche per programmazioni e cose varie. Detto questo, io sono convinto che stanno lavorando bene, c'è qualcosa da migliorare. Il primo gol di domenica, il rigore, secondo me è frutto di una disattenzione difensiva che va migliorata, va curata. Io poi vengo dalla generazione dove si marcava a uomo spietatamente negli ultimi 20 metri, e vedere
in area di rigore 4 giocatori del Cosenza e 3 del Chievo e la prendono del Chievo, mi fa un po' male, tra virgolette. Però insomma, ripeto, è un Cosenza giovane che ha dei ragazzi interessanti, ripeto, l'allenatore è giovane, ha voglia di fare e secondo me alla fine faranno molto bene. Grazie a Gigi Grazie, Simone, Gigi. ti lasciamo alle Ciao, tue, Franco, un ai abbraccio tuoi a tutti. impegni. Ciao, Grazie Gigi. per essere stato con noi. Allora, Stella Battaglia, nel frattempo vediamo di collegarci con Attilio Malena, Reggio Calabria, ieri ha seguito la Regina, ci dirà qualcosa. Stella, e poi subito vediamo gli highlights di Cosenza e Regina. Sì, volevo fare una domanda a Marcello. Vai. Ok. Prego. Allora Marcello, la prima sconfitta subita dal Cosenza in campionato, cosa è mancato alla squadra secondo te? I tempi di gioco o altri aspetti tipo la poca incisività sotto porta? Guarda, secondo me sono mancati gli episodi favorevoli. Nel calcio le partite sono anche disegnate da episodi, perché il Cosenza a Verona ha retto il campo e ha retto alla grande e quindi l'equilibrio là, la partita Chievo-Verona per me è stata una partita equilibrata, nonostante che Chievo-Verona è una squadra, quindi per me sono mancati episodi. Anche quella parata del portiere del Chievo è stata una parata incredibile, quindi insomma sì, le punte che non fanno gol, cioè i tifosi che sono agitati, sì, ed è giusto, però sono 6 partite. Certo. La squadra c'è, come dice Alessandro, noi dobbiamo essere soddisfatti perché la squadra ha un'anima e ha un gioco. Questo secondo me è un concetto da mettere bene. Di fondo, il concetto di fondo. Anche perché Occhiuzzi che sta continuando un lavoro, obiettivamente. Se prima a Occhiuzzi abbiamo detto che è la salvezza, fortuna, non fortuna, beh, adesso sta dimostrando che Occhiuzzi è un uomo fortunato, ma non è del tutto fortunato, insomma, è una persona abbastanza preparata. Sentiamo Alessandro e poi andiamo a vedere gli highlights. Ha fatto cose tecniche. Penso che bisogna rendere merito a Assolutamente. Roberto per il lavoro che ha fatto, Quello soprattutto che sta facendo. quando si consegna il Cosenza in mano ad Occhiuzzi si è certi di darla una mano amica, Esatto. oltre che di una persona competente, Giusto. come tutto il suo staff. per Benissimo. raggiungere comunque risultati nel calcio ci vuole tempo. In questo periodo con il Covid forse ce ne vuole un po' di più. Abbiamo un po' di pazienza. anche Allora, per il vediamo se Cosenza. siamo pronti dalla Regina in Solinetto, andiamo a vedere il Cosenza e poi la Regina e poi ci metteremo in contatto con l'amico Attilio Malena. Possiamo partire, grazie. Il Cosenza rimanda l'appuntamento con la vittoria in campionato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. I lupi dopo 5 pareggi consecutivi incappano in uno stop al Bentegodi contro il Chievo Verona. Eppure la squadra di Occhiuzzi ha giocato alla pari con gli avversari, sfiorando il vantaggio in più occasioni, ma prima del riposo sono i padroni di casa a sbloccare il risultato sul calcio di rigore con Leverbe che spiazza Falcone e porta in avanti i veronesi. Poi nella ripresa, nonostante la reazione degli ospiti, ancora a pochi minuti dal termine della sfida è l'ex Garritano ad andare in rete e spegnere definitivamente le speranze di acciuffare il pari per i silani che sabato prossimo ospiteranno il Brescia. Il Cosenza ha fatto una grande prestazione, c'è rammarico perché hai preso gol con due episodi, quindi c'è rammarico, andremo ad analizzare gli episodi e quindi cercheremo di migliorare sotto questo punto di vista. Sono orgoglioso del mio organico e lo dico per l'ennesima volta, devo lavorare un po' su quel percorso di crescita, la squadra sta crescendo, ci sono degli episodi che vanno lavorati con astuzia, vanno sfruttate alcune situazioni anche con un po' di mestiere e quindi dovrò analizzare questi episodi. E allora abbiamo sentito Occhiuzzi, Alessandro ha detto che il Cosenza ha fatto una grande partita, che ci sono stati degli episodi, dobbiamo lavorare sugli episodi, sulla densità di portare più giocatori in area avversaria, sui tempi di gioco, quindi chiaramente è un processo di crescita che insomma... Prima stavo dando una sbirciata all'organico del Chievo, insomma, il Chievo... Vabbè, non possiamo fare il paragone col Cosenza, dalla promozione, il Cosenza è una squadra sperimentale. Ciò non sì. vuol dire che le squadre sperimentali non possono far bene. Assolutamente. Però bisogna Ma essere tu vedi il Venezia hanno tutti come outsider, no? Sì. Ha battuto l'Empoli per 2-0. Ci mancherebbe, però bisogna mantenere, secondo me, siccome si tende a valorizzare tutti gli uomini dell'organico, questa è una cosa giusta. Ripeto, la squadra ha un'anima e un'identità e questo è un punto di partenza importante. Però è chiaro che è una squadra fatta con una modalità di attenzione alle spese. Cioè,
io ho anche un po' di pudore a parlare in questa maniera in un'epoca di grandi difficoltà generalizzate. Scusami, aspetta, a proposito di questo, ti posso far vedere quello che ha detto Balata, perché ieri c'era un manifesto poi praticamente in tutti gli stadi. Vediamo se abbiamo Balata, Enzo Leonetti, questo grido d'allarme, perché molte società sono in difficoltà. No, ci dicono che forse c'è la telefonata. Stella, chi abbiamo? Sì, abbiamo Attilio Malena al Dobbiamo telefono. interromperci un attimo, poi parliamo di Balata, di quello che è successo ieri negli stadi. Pronto Attilio? Buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere intervenuto Attilio. Allora, si stava parlando del Cosenza, se vuoi aggiungere qualcosina, se no andiamo a parlare direttamente della Regina e di questa sconfitta della formazione di Mimmo Toscano. Del Cosenza cosa vuoi aggiungere a quello che diceva Alessandro? In maniera telegrafica, credo che le critiche piovute addosso a Roberto Piuzzi e alla sua squadra in questi giorni siano abbastanza esagerate, visto e considerato tutto quello che abbiamo raccontato, le difficoltà del momento. Dopo una sconfitta del genere, comunque dove il Cosenza ha dimostrato comunque di avere le qualità anche di mettere in difficoltà il Chievo Verona, il Cosenza può guardare dal mio punto di vista con un certo ottimismo, credo, al prossimo futuro, indipendentemente da una sconfitta che può essere accettata, visto e considerando che il bottino di questo inizio di stagione credo sia abbastanza soddisfacente, a maggior ragione considerando il momento e le tante difficoltà che stanno attraversando molte formazioni più attrezzate in Serie B. Per quanto riguarda la Regina, ieri l'hai seguita, cosa ci puoi dire? Ma credo sostanzialmente che la gara di ieri rispecchi al momento le difficoltà che vive la formazione di Mimmo Toscano. Nonostante questo e nonostante l'inferiorità numerica, vista l'espulsione di Menez, gesto sconsiderato, credo che un calciatore della sua esperienza debba fornire maggiori garanzie alla Regina. Ha fatto mea culpa e credo si ripresenterà più forte di prima quando verrà chiamato in causa nuovamente da Mimmo Toscano. Nonostante questo la SPAL non ha, soprattutto nel secondo tempo, messo in ulteriori difficoltà la difesa degli Amaranto. Nonostante l'inferiorità numerica, come dicevamo, la Regina ha mostrato ulteriore carattere, ma il carattere fin qui non basta. In queste 4 partite si aspettava il salto di qualità dalla Regina, che non è arrivato. C'è tempo per far bene, ma in questi momenti, quelli complicati come sta attraversando la Regina, serve la forza della società e lo ha dimostrato la voce del presidente Gallo da una parte, la chiarezza di Mimmo Toscano dall'altra. La Regina attraversa sì un momento difficile, ma ha tutte le carte in regola senza dubbio per potersi rimettere a passo e riportare la luce al Granillo dopo queste gare che non sono andate come ci si aspettava. Però una cosa è certa, sì, alla squadra, nonostante la sconfitta di ieri, non manca il carattere. La SPAL ha sfruttato da grande squadra la grande qualità di Castro, 2 gol consecutivi, 6 punti portati agli uomini di Pasquale Marino. Grazie Attilio, nel frattempo andiamo a vedere gli highlights, sperando di averti con noi qui in studio la prossima volta. Grazie. A voi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, andiamo a vedere gli highlights della Regina? Sì. Se vediamo che ce li ha confezionati, forse Anna Franchino, avevo Gianluca Pasqua. Vediamo un po' quello che è successo ieri al Granillo tra la Regina e la SPAL. Come diceva Attilio Malena, ha vinto per 1-0 la SPAL. Primo stop per la Regina in campionato. Dopo 5 risultati utili consecutivi, gli Amaranto scivolano al Granillo contro la SPAL, che scavalca così i calabresi in classifica. Una gara giocata alla pari nei minuti iniziali, con i reggini alla ricerca del vantaggio e i biancazzurri pronti a difendersi con ordine. Poi l'episodio dell'espulsione di Menez, che ha condizionato e non poco l'andamento del match. La squadra di Pasquale Marino sfrutta così l'uomo in più e alla mezz'ora sblocca il risultato. Di Francesco dalla sinistra mette un ottimo pallone in mezzo dove Castro devia in rete. 1-0 è tutto da rifare per i padroni di casa, che provano a reagire prima dello scadere con Bellomo, ma l'estremo Beriscia intuisce tutto e ci mette una pezza. Nella ripresa ancora Regina arremmante con Denis, che al secondo minuto riceve un passaggio filtrante e conclude di potenza, ma la palla impatta sul palo. Gli Amaranto continuano a spingere sull'acceleratore. Dopo altre occasioni sprecate arriva l'opportunità per pareggiare i conti. Complice un contatto in aria Tomovic-Denis. Il direttore di gara decide per il tiro dagli 11 metri, ma il Tanche, così come è accaduto con il Cosenza, si lascia ipnotizzare da Beriscia e spreca l'occasionissima. Nel finale la Regina torna a provarci con Krisetig e Rivas. Beriscia si fa trovare pronto in entrambe le occasioni. Poi in zona Cesarini l'espulsione di Castro, che ristabilisce la parità negli uomini, ma non il risultato.
E allora abbiamo visto anche Denis che praticamente ha sbagliato il calcio di rigore, il portiere gliel'ha parato. C'è una domanda e poi dobbiamo andare a fare sentire Aglietti, che dobbiamo dire grazie alla regia ha recuperato il ai file tecnici che ci hanno recuperato quello Aglietti. che ci ha chiesto prima un telespettatore. Allora Alessandro, secondo te tra Regina e Spal c'è stato un calo di concentrazione o cosa è mancato alla squadra in realtà? Ma per me alla Regina non è mancato niente, perché la squadra anche in questo caso, con il lavoro egregio di Mimmo Toscano, la squadra ha una caratteristica riconoscibile, una squadra che gioca bene, organizzata, sempre aggressiva, ed è una Regina che paga gli episodi, ma soprattutto paga di aver giocato come il Cosenza, più che il Cosenza, contro una delle squadre più forti, se non la squadra più forte del campionato. Prima si parlava di Francesco va sulla fascia, crossa, Castro mette in porta. Poi guardiamo chi ha parato il rigore, è il portiere della nazionale albanese, ex Lazio, Beriscia. Stiamo parlando di un livello tecnico e di calcio differente, e la Regina può anche perdere con la SPAL, anche se non in maniera immeritata. Come dire, è una Regina che invece io vedo tutti i segnali positivi, perché con il Cosenza ha fatto un'egregia partita per 70 minuti. A Pordenone ha giocato un grande match, adesso ha perso, ma ha perso come abbiamo visto. Dunque non credo che ci sia stato un calo di concentrazione, c'è stata una partita difficile contro la squadra secondo me più forte del campionato. Enzo Leonetti, possiamo mandare Aglietti oppure c'è la pubblicità? Pubblicità e subito dopo Aglietti, grazie. Non cambiate canale, ritorniamo subito. Terza ed ultima parte di Replay, 2 novembre 2020, caro Marcello, sta volando il tempo, hai visto qui? Abbiamo un mare di messaggi. Noi durante la pubblicità siamo fatti soltanto 25 foto. È vero. Vola il tempo con te, Costella, vola il tempo, è normale. Grazie. Grazie Marcello. Quindi è un piacere stare qui con voi. Senti Stella, qui arrivano un sacco di messaggi da parte, ve lo leggo subito, di Ci sono dei saluti da fare. tre tifosissimi del Cosenza. Salutiamo la signora Nanda, la signora Teresa, la signora Olga. Il Cosenza si riprenderà subito sabato contro il Brescia. Occhiuzzi è un ottimo allenatore, la squadra è messa bene in campo e naturalmente farà secondo loro un buon campionato. Allora salutiamo questi tifosi. Dei messaggi ai tifosi. È positivo. È positivo. Fa capire che i tifosi stanno con Occhiuzzi, con la squadra, e non vediamo l'ora che finisca questa pandemia per ritornare allo stadio. Finirà, dobbiamo essere solo fiduciosi, avere pazienza e proteggerci. Questo è quello che dobbiamo fare giornalmente. Ci hanno chiesto il tempo vola, ci hanno chiesto Aglietti, ce l'hanno recuperato e ringraziamo tutti gli amici in regia. Allora andiamo a sentire Aglietti quello che ha detto nel post partita di Chievo Cosenza. Grazie. Il nostro e poi Crotone. Buonasera mister. Ciao. Buonasera. Dei complimenti perché comunque sono 4 vittorie di fila in campionato. Ma io complimenti ai ragazzi perché come avevamo detto anche nel pre-gara oggi era una partita molto difficile. Il Cosenza è un'ottima squadra, l'ha dimostrato, rognosi, difficili da affrontare, anche bravi tecnicamente. Noi abbiamo forse avuto un po' poca pazienza, abbiamo comunque sviluppato nel primo tempo buone trame di gioco, forse magari abbiamo peccato un po' a livello tecnico, abbiamo sbagliato tanti passaggi, questo ha favorito magari anche un po' le ripartenze loro. Poi dopo il gol siamo andati un po' meglio, il secondo tempo è stato equilibrato sinceramente, insomma loro hanno spinto, noi anche nel secondo tempo abbiamo sfruttato poco le ripartenze, potevamo chiudere la partita, però chiaro che questo nell'analisi generale dei 90 minuti, per il resto è normale essere soddisfatti, contenti, anche perché, ripeto, trovavamo una squadra che non perdeva da 11 partite, mi sembra, quindi oggi ha dimostrato anche il perché. Però la Serie B anche questa, tu lo sai meglio di noi, giocare contro squadre che conoscono la categoria, che fanno della grinta, della lotta su ogni pallone, il DNA, e voi siete stati... Ma infatti io sono molto soddisfatto oggi perché comunque a livello di gioco forse non abbiamo fatto come nelle altre partite, ma siamo stati in partita, abbiamo lavorato bene nella partita sporca, nelle seconde palle, insomma la squadra ha capito che cosa ci voleva nella gara di oggi e l'ha interpretato bene, quindi il riuscire anche, come ho detto anche ai ragazzi, a giocare di fioretto sì ma anche di spada è importante perché è normale che... Allora, Aglietti l'abbiamo sentito, in Cosenza una squadra messa bene in campo, rognosa, una squadra difficile, insomma, ecco, abbiamo anche esaudito praticamente la richiesta di quel telespettatore. Un telespettatore che ci ha mandato un messaggio in privato. Una volta,
trovo assolutamente senza senso ipotizzare delle critiche alla sconfitta del Cosenza. Si chiede di commentare la prospettiva del Cosenza, non l'episodio della partita. Sì, tu hai fatto un distinguo. No, ma è un distinguo chiaro, perché il Cosenza, cosa si può criticare del Cosenza che perde a Verona contro il Chievo, contro una squadra che è stata costruita per i primi posti, giocando una bella partita, volitiva. Chiaramente la differenza c'è, è evidente, se il Cosenza sotto porta ha avuto delle occasioni, è stato bravo una volta il portiere, quant'altro, il gol che ha segnato Luca Carritano con Sentino Doc senza esultare, grida vendetta. Chiedendo scusa. Cioè, basta vedere come era posizionata la difesa, insomma. È vero. Giustamente lo ha detto anche Roberto, mi sembra che ha notato, faremo attenzione, rivedremo in settimana il film della gara e tutto il resto. Noi che il Cosenza lo commentiamo da anni, Franco, tu ne hai visti tantissimi, è palese che questa è una Serie B che non può farci stare sereni, ci fa stare positivi. Chiaramente con il bisticcio delle parole di un tempo dove questa parola è abusata in maniera piuttosto negativa, ancora un bisticcio di parole, però il Cosenza non può pensare di giocare con il naso all'insù. Il Cosenza deve guardare le cose pratiche, deve fare i punti per centrare la salvezza, e questi punti vanno fatti anche attraverso una cattiveria nelle zone nevralgiche del campo che in alcune partite non si è visto, perché io ho citato la partita di Reggio Calabria. Se il Cosenza avesse perso a Reggio Calabria, cosa si poteva dire di quella partita? Nulla. A Ferrara, prima del gol rocambolesco segnato con merito dal Cosenza con Tiritiello, cos'era successo? 3 contropiedi, ma il Cosenza ha giocato, sì, però il problema è che questo Cosenza deve attrezzarsi per, intanto attrezzarsi per che faccia una difesa un po' più attenta, e che poi debba trovare l'equilibrio giusto soprattutto nella zona offensiva. A naso, con un po' di piccola esperienza, questa ancora una volta sarà una squadra che dovrà essere puntellata nel mercato di riparazione, non per demerito del club o del direttore o dell'allenatore, perché lo dice già la squadra stessa, è una squadra costruita con passione, con numeri di investimento normali, e io per concludere il discorso di prima, Franco, ti prego di farmelo concludere. Prego. Ho pudore a parlare di economia, come si può dire, di questioni economiche, di spesa per una squadra di calcio in una fase nella quale il pianeta si trova attinto in una dinamica sociale, in uno psicodramma oltre che un problema medico. Ho pudore a dirlo, però visto che il calcio ci aiuta a pensare ad altro ed è la nostra squadra del cuore, la squadra del cuore dei tifosi del Cosenza, e questa è, diciamo, è l'ammiraglia delle trasmissioni sul Cosenza e anche sulle altre squadre calabresi, bisogna essere onesti e dire che si deve cercare di porre attenzione a non perdere il miracolo dello scorso anno, perché di miracolo si deve parlare all'ultimo secondo del campionato in una maniera magica. Il Cosenza però non è che può stare sempre ad aspettare i miracoli sportivi, è una cosa, ripeto, bisogna essere pratici, Noi il presidente Guarascio, che non so cosa ne pensa, ma secondo me ne pensa anche in maniera positiva, perché è il suo club, bisogna programmare un po' di più, nel senso bisogna costruire questa squadra adesso, salvarsi o fare bene e poi tenerli migliori, non l'anno dopo riandare da capo tutti quanti, e parte Sueva, e parte Borrelli, e parte Falcone, e parte quello, e ogni anno rifacciamo la squadra. Non va bene, questa è una cosa che non può andare alla lunga si paga. Chiudo dicendo che volevo anche... Il pensiero di Alessandro, un telespettatore ha scritto in precedenza, prima che tu lo dicessi, pienamente d'accordo con Alessandro Russo su quello che hai comunicato prima, che la squadra non si smonta ogni anno, ma se noi viviamo solo di prestiti, come vogliamo andare avanti? Così è chiaro che ogni anno ripartiamo da zero. Societaria, vedremo un attimino dove ci porterà. E concludo, ci sono 2 direttori, poi passo la parola a Romanelli. Ci sono 2 direttori secondo me che sono da notare in questo campionato. Uno è Marchetti del Cittadella e un altro è Trinchera del Cosenza, che fanno squadre sperimentali, però c'è una differenza fondamentale, e io che questa categoria la seguo a livello professionale, non lo faccio come così giusto per farlo. Il Cittadella i prezzi pregiati li tiene. Per vendere il portiere deve succedere un fatto importante, cioè deve bussare il Genoa
per vendere il portiere in cittadella. Sì, sì. Questo è il problema. Cosa vogliamo fare? E soprattutto in virtù del tempo nel quale, come diceva bene anche Marcello, tornerà il pubblico allo stadio, che è l'elemento in più di questa squadra. Dobbiamo avere una squadra ruggente. Alessandro, ti devo un attimo fermare perché abbiamo Crotone in Claudia linea. Berlingelli al telefono. Buon pomeriggio Franco, buon Ciao, pomeriggio ciao a te. Claudia, buon pomeriggio. Ciao Claudia, grazie Allora, ci sempre troviamo a per il suo commentare intervento un'altra telefonico. sconfitta in noi, un'altra sconfitta 2-1 con l'Atalanta. Io la partita l'ho vista, l'ho vista tutta. Sì. Però quello che mi purtroppo, preoccupano i numeri. Tu stamattina su Gazzetta del Sud praticamente hai fatto la mia stessa riflessione. Io avevo praticamente annotato queste cose, che c'è Stella che deve farti una domanda sui gol al passivo del Crotone, vero Sì, Stella? Claudia, infatti il Crotone ha la peggiore difesa del campionato con 17 reti subite e non ha ancora vinto, proprio come il Torino che sarà il prossimo avversario domenica. Come pensi che mister Stroppa possa far invertire la rotta alla sua squadra? Sì, dico onestamente che attraverso il lavoro, perché già domenica sarà uno scontro salvezza, però questa squadra deve solo continuare a lavorare. Purtroppo è ancora assente Rivière, che ha una lesione di primo grado del retto femorale nella coscia destra, per cui non potrà contare su di lui perché sarà fermo, e non potrà contare su Molina, che è risultato positivo al Covid purtroppo. Così come Dragus, per cui già in attacco insomma la situazione è delicata, senza di loro ancora di più, però bisogna andare avanti e fare tesoro degli errori commessi, perché con l'Atalanta la differenza di qualità, Franco, è stata netta, si vedeva in campo, quindi non... Vabbè, stiamo parlando di una squadra che gioca in Champions, parliamoci chiaro. Esatto, per cui però non dimentichiamo che nel secondo tempo il Crotone ha avuto la palla per pareggiare la partita e Messias ha sbagliato clamorosamente i tempi, per cui ecco, quando poi riesci a creare qualcosa e non la butti dentro è inevitabile insomma che arrivi la sconfitta che è arrivata su una doppietta di Muriel con 2 errori clamorosi anche dei difensori sia di Marrone che di Luperto, e quindi insomma è chiaro che bisogna solamente lavorare, perché gli uomini che ha a disposizione Stroppa sono quelli e dovrà continuare da qui fino alla fine del campionato. Ci sarà poi il mercato in mezzo, però insomma la squadra è questa. Alessandro Russo per Claudia Berlingeri. Senti Claudia, una domanda, mi parlavi prima dei problemi in attacco oppure di qualche errore dei difensori, nonostante bisogna sottolineare che nella fase finale del mercato il presidente Vrenne e il direttore Ursino sono stati capaci di portare 2 difensori importanti come Luperto e Gigi, insomma penso che hanno portato il meglio che c'era sul mercato, quindi ti volevo chiedere, siccome nelle aree dove ci sono i radar mercato ed è un difetto di fabbrica, volevo chiederti, la posizione di Stroppa è così solida come si dice, perché gira il nome di D'Aversa per la panchina del Crotone, che ha appena rifiutato i Piramid in Egitto? Sì, al momento la società ha diramato un comunicato già appena una settimana fa, appena uscita la notizia di un possibile esonero di Stroppa se le 2 gare fossero andate male. La società ha subito diramato un comunicato, anche se avevano sottolineato che non ce n'era bisogno, che insomma il tecnico era solido in panchina e a mio avviso lo stanno dimostrando, perché la settimana non poteva andare peggio, con l'uscita subito in Coppa Italia, la sconfitta con l'Atalanta, quindi a quest'ora Stroppa doveva essere già andato via in teoria, e invece insomma si continua a lavorare, perché alla fine dei conti è il progetto che conta, per cui la società ha sposato pienamente l'idea di Stroppa, sa che come gioca il tecnico, perché l'ha detto già dall'anno scorso che lui non avrebbe cambiato mentalità anche in Serie A, per cui ora c'è solo da lavorare e dare fiducia a questo tecnico, a questa squadra che è comunque stata costruita per la salvezza. Vero. Claudia, senti, c'è Marcello Romanelli del Quotidiano del Sud che ti vuole porre un'ultima domanda e poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Grazie. Sì. Buonasera Claudia. No, giusto le condizioni fisiche del nostro ex bomber Rivière. Come sta quando... Non ci senti Claudia? Ci senti Claudia? Un
poco se è possibile alzare il volume. Ecco, mi senti adesso? Grazie. Ok. No, giusto domandarti le condizioni fisiche di Rivière, quando lo rivedremo in campo, perché naturalmente il popolo rossoblu cosa ne pensa di questo nostro ex bomber che noi rimpiangiamo, ahimè, perché per Cosenza lo sta trovando il gol, quindi l'avete voi. Rivière, quando ritornerà in campo Rivière? Ancora non abbiamo, lo staff medico non ha dato tempi certi, sappiamo che l'attaccante ha già iniziato le terapie specifiche, però le sue condizioni sono monitorate di giorno dopo giorno. Speriamo, insomma, tra 2 settimane possa rientrare, però ripeto, lo staff medico non si è espresso in questi termini. Rivière è entrato, ha giocato la prima da titolare col Genoa a sorpresa di tutti, ha fatto gol, per cui insomma lo vorremmo vedere in campo tutti quanti. Dispiace che si sia fatto male, che poi abbia avuto una ricaduta, di nuovo si è fatto male, però purtroppo non c'è altro da fare se non aspettarlo e sperare che stia meglio per metterlo dentro, perché ripeto, ha fatto bene l'unica volta che è stato impiegato e quindi speriamo di riaverlo nuovamente a disposizione. Grazie, ricordiamo che il Crotone giocherà poi prossimamente a Torino, una partita importantissima, il Toro giocherà mercoledì, mi pare c'è il recupero col Genoa, quindi si potrebbe trovare una squadra così un po', come dire, 3 partite in una settimana per la formazione di Giampaolo, che è a un punto come il Crotone, insomma è uno scontro già di bassa classifica. Grazie Claudia, grazie a voi, buona continuazione. Bocca al lupo al Crotone. Vai subito. Marcello, un telespettatore ti pone una domanda: che cosa ne pensi del mancato impiego di Petrucci? Anche il Giolio Principato, che poi mi chiede se tifi per la Regina o per il Cosenza. Devo rispondere adesso? Anche altri mi hanno fatto questa domanda. Petrucci rientra secondo me nella rotazione che sta facendo Chiuzzi con tutti i giocatori. Io credo che Petrucci è considerato un titolare da Chiuzzi, forse la condizione atletica non è al massimo, ma i colpi e i numeri Petrucci li ha e sarà un grande titolare nel corso di questo campionato, sono sicuro di questo. E allora andiamo subito a vedere la classifica, Enzo, la classifica generale della Serie B e poi il prossimo turno, così ce li legge subito Stella. Andiamo a presentare il prossimo turno della Serie B perché poi abbiamo nel finale i risultati della C con la classifica generale. Allora Stella, puoi andare nel frattempo che Enzo Rinetti ci trova la classifica di B? Sì. Eccola qua. Eccola qui. Allora, troviamo al comando nella classifica di Serie B Empoli, Chievo, Frosinone con 13 punti, a seguire Salernitana 11, Cittadella, Venezia 10, Spal 9, Regina, Pordenone 7, Monza, Lecce 6, Brescia, Cosenza 5, Reggiana, Virtus Entella, Ascoli, Pisa 4 punti, Vicenza, Cremonese 3 e chiude la classifica Pescara con 1 punto. E allora andiamo subito a vedere il prossimo turno, io lo anticipo, il Cosenza giocherà sabato alle ore 14 contro il Brescia, mentre la Regina giocherà praticamente ad Empoli. Stella, eccolo là il prossimo turno, Cosenza-Brescia. Abbiamo venerdì ecco, 6 novembre, sabato Spal 7, Salernitana, sabato Cosenza Brescia, Cremonese Vicenza, troveremo in campo anche Monza Frosinone, Pisa Ascoli, Pordenone Chievo, Empoli Regina. Domenica troveremo in campo Pescara Cittadella, Reggiana Venezia, Virtus Entella Lecce. Allora io mi chiedono questo fatto di Balata, se siamo riusciti a trovare Balata, questo grido d'allarme, ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, ieri c'erano degli striscioni, non fate morire il calcio, non fate morire il calcio, perché come dicevo l'altra volta Carastella, nel vecchio decreto rilancio, il famoso decreto di prima dell'estate, non c'è stato inserito il discorso della Serie B. Allarme Balata, così la Bimore. È un appello che ha fatto al governo, una battuta da parte di Alessandro Russo e da parte praticamente di Marcello, perché molti presidenti di Serie B in questo momento, ma anche di Serie A, perché se pensiamo che in Serie A su 20 squadre ben 14-15 sono praticamente così, Marcello, in debito d'ossigeno, che in questa era Covid purtroppo la situazione diventa... Puntualizza appunto Balata, di questo passo la Lega B muore e le società dovranno chiudere. Cosa ne pensi, Alessandro? Ma cosa ne penso? Se lo dice il Presidente evidentemente avrà i numeri, perché lo c'è qualcosa per che dirlo, vuole basta intendere. guardare un po' in giro e guardare l'allarme che c'è nel commercio e nell'industria italiana, e quindi il calcio che è una Ed ora che sta per arrivare l'ennesimo DPCM...
una parte dell'industria italiana, chiaramente senza lo spettacolo, senza la presenza degli spettatori, senza gli incassi, solo con i diritti TV forse non ce la fa, evidentemente chiedono aiuto al governo, speriamo che questo avvenga se possibile, anche perché questo frastuono, questo silenzio assordante di quest'epoca senza il calcio forse è ancora più insopportabile, e allora è meglio che si trovino delle soluzioni, perché le squadre stanno tenendo, no, con questa cosa della bubbles, come dicono in Inghilterra, della bolla, qualche contagiato, ma le squadre tengono, in qualche screpito, però insomma si può pensare che il calcio per il momento può andare avanti. Il problema economico è un problema grave perché è un indotto importante, anche se gli stadi sono chiusi in questo momento, ed è una cosa un po' surreale, però non si può fare altrimenti. Non si può fare altrimenti, è un problema grave, diceva Alessandro, anche perché ci scrivono in tanti che il presidente Guarascio fa bene a non fare il passo più lungo della gamba. Ognuno la pensa a modo suo. Marcello Romanelli? Sì. È un grido d'allarme che secondo me è arrivato anche troppo tardi, perché la situazione non è bella in Serie B soprattutto, perché in Serie A diciamo che però in Serie B se non c'è l'incasso, non c'è il pubblico, è difficile mandare avanti, soprattutto perché gli stipendi di Serie B sono stipendi che sono aumentati in un modo, cioè dei calciatori importanti li devi pagare. Devi pagare, ma ci chiedono, non ci vorrebbe praticamente un tetto? Il salario cap, ci vorrebbe, specialmente in Serie B. Ci chiedono prima di andare a vedere la Serie C, dice, ma il Cosenza non potrebbe andare sul mercato degli svincolati per prendere un attaccante? Alessandro, tu che sei nel mercato milanese, ce ne sono tanti? Gli attaccanti del Cosenza sono un numero esorbitante per la rosa, sono tanti. Io ripeto, confido nelle capacità di scouting del direttore. C'è bisogno di pazienza. Poi abbiamo anche questo attaccante, e questa è la nota positiva, forse la nota più positiva di quest'anno, è la presenza di Sueva. La presenza di Sueva, di questo ragazzo, giocatore importante, ragazzo cosentino che arriva dalle giovanili, e questo è un metodo di lavoro che ci piace. Noi non facciamo critiche precostituite, noi facciamo critiche costruttive, perché sono anni che diciamo la stessa cosa. Siccome la vogliamo ripetere, perché repetita Juventus, dicevano gli antichi, siccome noi abbiamo grande rispetto per i classici, proprio come formazione, lo ripetiamo ancora una volta. Ok, Stella Battaglia, allora andiamo a vedere la Serie C, quello che è successo a Enzo Leonetti in Serie C, questa imbarcata del Catanzaro, 5-1 ha perso a Terni, e poi andiamo a vedere la classifica generale, anche se lì la classifica è ancora tutta ballerina, ci sono un sacco di partite, Palermo che non gioca da 3 settimane, la Vibonese a Catania è stata rinviata. Sì, l'abbiamo visto, ci sono tanti, come dire, punti esclamativi e tanti asterischi nelle varie classifiche. Eccolo qua, ecco, vediamo i risultati. Paganese e Teramo. Ok, i risultati dell'8ª giornata di Serie C. Paganese Teramo 0-0, Palermo Viterbese rinviata, Ternana Catanzaro 5-1, Casertana Turris 2-4, Foggia Bari ha preso a Foggia 1-0, Potenza Cavese 4-4, Juve Stabia Bisceglie 1-0, Monopoli Francavilla 1-3. Allora, questi sono stati i risultati, Catanzaro 5-1, della Vibonese non possiamo dire nulla, e vediamo la classifica generale perché siamo in chiusura, nel frattempo poi andiamo a salutare i nostri ospiti. Al comando troviamo al comando la Ternana con 18 punti, a seguire Teramo 15, Avellino, Turris, Bari 14, Juve Stabia 13, Vibonese 9, Francavilla, Catanzaro, Monopoli 8 punti, Bisceglie Paganese 7, Foggia, Catania, Viterbese, Potenza 6, Cavese 5, Casertana 3, chiude la classifica Palermo con 1 punto, siamo in chiusura. Siamo in chiusura, allora andiamo a ringraziare i nostri ospiti, Stella e noi, poi dai l'appuntamento per la prossima settimana. Sì, allora ringraziamo i nostri ospiti in studio per aver accettato il nostro invito, ringraziamo il coordinatore della trasmissione e tutti voi che ci avete seguito, e con Replay ci vediamo lunedì prossimo, 9 novembre, ore 15. In diretta Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Grazie a Marcello e grazie ad Alessandro. Arrivederci. Arrivederci.